Un calcio di punizione per ostruzionismo nella fase di rimessa. Ora vedremo se Fox tenterà. Ecco, è Fox. Non può piazzare, forse tenterà il drop. È il 14° minuto del primo tempo. Vediamo che Fox riceve il pallone e calcia, centra il 15° minuto. Fox calcia di rimbalzo. Ancora un pallone conquistato dai neozelandesi e vediamo Fox sbaglia questa volta il calcio di rimbalzo sul pallone e Kirven. Recuperano il pallone i neozelandesi e vediamo che schiaccia in meta ed è Michael Jones che schiaccia in meta al 17, affidata a Fox, che ha già messo a segno 112 punti con i 3 del drop. Ora dovrebbe incrementare il vantaggio. Grant Fox, 24 anni, 1,75 per 71, anch'egli non un fisico eccezionale, centra i pali, quindi 9-0, 114 i punti. Signora Canberra-Però ha realizzato 32 punti, anch'egli controlla la direzione del vento. Ha il vantaggio del vento alle spalle. Uno sguardo alla porta, quasi a esorcizzarla. Poi il calcio è preciso, centra i pali Canberra-Però, quindi 9-3, 6 punti. Centra i pali, 12-3, 12-3. 117 punti nel bottino di questo formidabile calciatore che aveva fallito abbastanza clamorosamente nel Cortalica per poter vendere i posti quando il campo, le tribune dello stadio non concedono spazio. Calcio di punizione messo a segno al 15° minuto da Fox, quindi caduta incentrata sugli avanti. Ecco, vediamo Stanley che cerca di entrare di forza. Vedete il gioco dei tre quarti moderni. Ecco Fox, poi è Jones all'interno su meta, schiaccia in meta, irresistibile. Kirk che corona con successo un'azione di forza. La meta francese viene nuovamente violata che ha mantenuto fede per il punteggio. Nella ripresa si attendevano i transalpini che giocano in favore del vento, invece sono usciti gli All Blacks che evidentemente stanno raccogliendo i frutti di quell'azione pressante, fiaccante operata nel corso del primo tempo. Non fallisce il bersaglio Fox, quindi 26-3, alla grande il più forte realizzatore in assoluto. Ancora centra i pali, 29-3.